Scatman's World. Belle raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano ragazzi, 6 partite alla fine della regular season e siamo vicinissimi ai playoff, ormai ci siamo praticamente, un'altra vittoria ci siamo matematicamente, teoricamente, sul gioco di parole, New Orleans Pelicans, Utah Jazz. Vai ragazzi, scusate un attimo che sto messaggiando, sei tutto in diretta. Vai Fioi, Energy Solution Arena. E inizia la partita ragazzi. Holiday, il piccolo Holiday, Evans, non si parte bene, subito 2 punti facili per Anderson. Chance Billups, il piccolo Billups. Mamma mia ragazzi, un assist spaventoso, assist spaventoso. Yeah, did a nice job with it. Yeah, no question, Kevin. Great awareness and terrific finish. And the Pelicans with possession here. After the basket by Utah. Holiday. Right side, Gordon. Pessima stoppata, ma vai Mona. Anthony Davis, the number 1 overall pick in 2000. Dalla linea della carità ragazzi, vediamo un po'. Primo libero per Davis. E sbaglia e godo. Secondo libero. E anche secondo sbagliato, sì. E il Cume gode. Godimento lento. Da 3? Madonna, ecco. Però ragazzi da 3, cioè anche so buoni parametri, me ne mangio abbastanza, E la cosa non mi piace. Favors. Bravo Favors. Holiday. Now here is Holiday. He had an 18-point outing in the last game against Denver. And he really kept his head down, drawing contact, getting himself to the line, played an aggressive. Stoppone di veneziano, ragazzi. C'è solo un Cume, Vai Kenter, bravissimo. Secondo assist di giornata. Oggi il Cume dispensa assist. Gordon. Evans. Bello. Ho avuto una gran cagata che non era il mio uomo, quindi alla fine non è colpa mia. Vai Cume. Bello sto passaggio. Mamma mia che passaggio della... Vabbè niente, insomma stiamo calmi. Da 3 ancora? Niente, da 3 non ne arriva. Buona scelta ma ragazzi. Fallo, ma dai. Ma per favore. Il primo qua è da un po' che sbaglio i primi quarti però, Il primo quarto non mi viene più tanto bene. Penso sia stato quello un diesel da terzo e quarto Kenter. Sbaglio Kenter. Male. No, manco male. Vai Clark.
Perché lui è Clark Kenter. Eccola là. Ecco il mattone, ragazzi. Il mattone di Clark. Calma, Kuma, eccola là. Primo tempo è andato. Che palle. Vabbè, 2 falle non devo più fare. Abbiamo ancora solo 3 secondi. Che pippa però. Come sempre un primo quarto difficile, però 1-8 New Orleans, 2-4 Utah. Jefferson dishes to Diedrich. Jefferson against Miller. Shot clock at 6. Call will be against Darius Miller. Porca puttana, già 2 falli al primo quarto. 35 secondi alla fine del primo quarter. Niente da fare, ha provato il miracolo. Bravissimo il Kuma, recupera però. Questo è il Kuma che vogliamo. Bravissimi. Bravissimi, bravissimi. Però ragazzi 0 punti al primo quarto. Mai successo. Calma, madonna di Dio. No, blackout. Blackout primo quarto. Blackout primo quarto, ragazzi. Siamo già al secondo. Beh, Marco sta calmo. Anzi, Kumendone stai calmo. Relax. Non pensare a Tori, Kume. Don't not parole, veramente. Don't not parole. Bravo Clark. C'è bisogno del miglior Kume, ragazzi. Quanto mi marcano, fioi. Oh là. E ha referto i primi 2. Ha referto i primi 2. Non è facile giocare sempre ad altissimi livelli, ragazzi, nell'NBA. Mamma. Per una partita veramente difficile. Piccolo blackout. Bravi, qua ha avuto un gran assist, però. E dopo il coglione di Favors la sbaglia. La classica cagata di Favors. Ragazzi, stoppata mondiale però, 25 dal campo, ragazzi, disastrum. Super disastrum. Eric Gordon fourth. And this is the cream of the crop at the 2-guard spot, strictly in terms of scoring ability. Dai, recuperiamola. 2-9 New Orleans, 3-4 Utah. I love that they are so attack-minded and come at you really aggressively across the board. Veneziano perde il rimbalzo. 2 stoppate, 2 assist e 2 punti. Partita stranissima alla Energy Solution Arena. You look at the flex offense that Utah utilizes, and it requires that players, one, be versatile and multi-skilled, but also that they have good basketball IQs. You need to be able to screen. Dai, meno l'assist, neanche quello. Finalmente arriva in rimbalzo, arriva il punto. Bravo Kume, dai, con calma. Relax Kume, relax. Guarda che blocco, maledetto. Grandissimo Hayward. Quanto mi casa Hayward quando fa così. Che bello che è il Kume. First in three-point shooting, and they're number 3 in team assists. A group of unselfish players who don't mind making the extra pass. And the shooting is really what stands out to me. Ma porca puttana. Does such a good job of finding open. Classico errore comandiano, mi hanno bloccato e hanno fatto punti. Dopo non mi viene il tiro dalla media. And Clark, back to that flex offense you were talking about. Some players come into the league with the bad habit of standing around when they. E da 3 proprio 0. No, Hayward, no. Guarda come sta recuperando New Orleans. Male. Lo sto chiamando troppo, calma. Non mi viene una finta, cazzo. Niente, no, ragazzi, 2 su 6 dal campo, mai successo, Disastro, ragazzi.
Questa prima parte, male. Fallo su Kume. Vai ragazzi, siamo al quarto, sono migliorato moltissimo, 27 punti, 6 assist e 2 rimbalzi. Ho capito che devo registrare il terzo e quarto a questo punto, perché nel quarto dove vado meglio, a questo punto devo registrare il terzo e quarto. Veramente il terzo e quarto ha fatto tantissimi punti, una cosa devastante. Però 5 falli ragazzi, devo stare attentissimo purtroppo. Attenti fioi. Comunque stiamo in vantaggio di 17 punti, quindi è veramente un buon periodo per Utah, Stiamo giocando veramente bene. Il Kume è sempre veramente su cifre comunque devastanti. Cioè nel primo anno cose veramente incredibili. Ho fatto dei tiri da 3 anche incredibili, cioè mi dispiace di farli tante volte quando non sono in registrazione. Soprattutto su un gioco come NBA così ragazzi, non posso registrare troppo perché sennò diventa veramente troppo lungo. Bravissimo. È l'unico compromesso di questo gioco purtroppo. Ma vabbè, nessun gioco è perfetto chiaramente. A parte Tori Black Simulator, quello sì che è un gioco ragazzi. Anderson a screen on Billups. The drive by Gordon. Great use of the pick to create room for the jumper. Gordon's got 4 points in the quarter. And he came off that screen. The defense just couldn't get over the top. Beautiful play. Yep, and without a hand in his face, he's going to bury those. Dai Chauncey. Here's Billups. Perché il quarto sono anche stanco, è per quello. Registrare comunque il quarto che sono stanco e faccio più fatica a fare punti e che quello è un problema. Bello, bella assist. No, mamma mia, ho lasciato il fallo. Gordon. Holiday da solo. Grande Holiday. And that's not to say that he can't do anything else, but he has really stepped up his shooting from deep. Not a lot of passaggio forzato. Carrying the ball handling duties to being a catch and shoot guy, but Chauncey has made the transition quite smooth. Cantor, the pass to the chosen. Vai, Favors. Bravi, mamma mia però ragazzi. I passaggi di Veneziano sono poesia allo stato purissimo. In uno stato veramente di grazia il Kume. Quando fa questi assist veramente domina. Bravissimi ragazzi. Dominio puro. None of the defenders wanted anything Clark to do with him on that jam. And I do not blame him at all. He was coming in with a bunch of steam and was ready to posterize whoever decided to get in his way. Ho capito che la partita è quasi vinta, ma devo ricordarmi che c'è anche la difesa. Jazz leading by 17. Da 3. Ci ho provato per voi ragazzi, ma niente da fare. La maledizione della registrazione. Continues to go into the post. Well, if they don't pick up the aggression, things are only going to get worse. And now Doris Burke has an update from the sidelines. Hi guys. Dai Fioi, dai. Mancano 2 minuti. Utah sta ipotecando realmente i playoff, ed è un evento per una squadra che non era stoppata, non era accreditata, porca miseria. Anche come stoppate per non essere altissimo domino, Porca miseria. Peccato. Vai Cantor. Cantor. Bello, 2 liberi veramente degni di nota. Classici tiri mattone. Meno male. Vai Favors. No, ste robe Favors.
Buono, buono. Da solo il Kume. Solo rete. Bravo Kume. 1 minuto e 46 ragazzi. Bravissimo Belops che la dà veneziano. Ah, Kume, peccato, poteva essere il punto numero 31. Bravissimi, però ragazzi, veramente in difesa ci siamo, Da 3. Bello, niente, ragazzi, scusate, ma da 3 proprio non ci siamo quando registro. Ne ho fatti parecchi nei video precedenti, però negli ultimi 2-3 video sfiga allo stato puro. Poi comunque forzo molto il tiro, chiaramente. Ecco, prima palla persa di giornata. Bravissimi ragazzi, molto bene. No, come peccato. Dai che è finita comunque. 10 secondi, 9, 8, 7. E dall'angolo sbaglia, ma chi se ne frega. Grandissima vittoria ragazzi. Mancano 5 partite e il Kumendone sta dimostrando di essere veramente un fenomeno. 8-9 Utah, 7-2 Pelicans. Bravi. Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, lo youtubers italiano. Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, lo youtubers italiano.